Noi forniremo 10 milioni di mascherine gratuite al giorno alle scuole italiane, perché tutti gli studenti e il personale possano avere a disposizione, nei momenti in cui il distanziamento non è garantito, un dispositivo di protezione personale per proteggere se stessi e gli altri. Al banco, cioè dove il distanziamento è garantito, il Comitato Tecnico Scientifico ha chiarito che non è necessario indossare per 5 ore consecutive la mascherina. Quindi anche qui la polemica che si fa in realtà è una polemica non fondata sulla lettura dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico, che su questo invece ha dato una risposta chiara. Cerca di fare chiarezza innanzitutto sul nodo mascherine Anna Ascani, vice ministro all'istruzione, in Veneto per supportare la campagna DEM alle regionali. Mascherine sì, ma non sul banco, quindi se il distanziamento è garantito. E sul nodo trasporti la vice del ministro Azzolina è altrettanto netta. Sui trasporti anche qui il CTS si è espresso dicendo che non si può derogare al distanziamento, perché il distanziamento è quello che più di tutto ci garantisce la capacità di limitare i contagi. Naturalmente proprio per questo dovremo andare incontro agli enti locali che dall'altro lato dovranno garantire il servizio. A tal proposito, nei giorni in cui si dovrebbe decidere una linea comune, Ascani auspica la collaborazione tra governo e Regione del Veneto, sulla falsariga anche i candidati a Venezia. La Regione, a mio avviso, deve collaborare strettamente con il Governo, con il Ministero, perché da parte del Ministero si sono vagliate tutte le difficoltà, le possibilità, le varianti che ci sono. L'importante è collaborare. E dal mercato di paese Ascani si rivolge direttamente alle famiglie venete. La scuola riapre perché i bambini e i ragazzi hanno il diritto di tornare a scuola in presenza e in sicurezza però, e che quindi garantiremo loro la possibilità di tornare tra i banchi in tranquillità, a loro, al personale della scuola che ci ha dato una grande mano in questi mesi complicatissimi e naturalmente alle loro famiglie.